fatto di Parigi è molto grave, sono state molte perdite umane, quindi è chiaro che l'attenzione adesso deve essere veramente ai massimi livelli, ma le ripeto, stiamo lavorando da ieri sera e non molleremo. Venezia si è risvegliata blindata. Dopo il gravissimo attentato di Parigi sono scattati nella notte i massimi dispositivi antiterrorismo in tutta la città, con particolare attenzione ai punti sensibili. Uomini e donne delle forze dell'ordine e dell'esercito stanno presidiando nel cuore della città piazza San Marco, Ponte di Rialto, la zona del ghetto, non solo. E abbiamo allertato tutte quelle che sono le pattuglie sul territorio, abbiamo fatto uscire altro personale, ma soprattutto ho potenziato per questo fine settimana, che Venezia è sempre un momento di particolare delicatezza, i servizi sul territorio. Maggiori controlli e più pattuglie all'aeroporto Tessera, alla stazione marittima e nelle 2 stazioni ferroviarie che sono collegate con linee importanti nazionali ed internazionali. Non solo, ma è stato convocato per lunedì mattina un vertice in prefettura. Sarà presente, oltre al prefetto Domenico Cuttaia, il procuratore aggiunto responsabile della DDA Adelchia ed Ippolito, per coordinare il tavolo sulla sicurezza in vista degli imminenti appuntamenti in città per il Giubileo ed ovviamente tutti i dirigenti delle forze dell'ordine. Intanto questa mattina allarme bomba alla stazione ferroviaria di Venezia ai binari 6 e 7 per una valigia sospetta abbandonata su un convoglio in arrivo da Parigi. Immediatamente la Polfer ha fatto allontanare i passeggeri e allertato gli artificieri. Proprio gli specialisti hanno appurato in meno di un'ora che il bagaglio sospetto non era pericoloso. Questa mattina il questore ha contattato il console francese a Venezia per portare la sua solidarietà e vicinanza al popolo francese. Lo ha rassicurato, ha spiegato il questore, che l'attenzione verso il consolato salirà ulteriormente. Poi ha aggiunto: non saranno consentite manifestazioni a ridosso del consolato, proprio per garantire la sicurezza. Intanto i cittadini a Venezia sono preoccupati, ma decisi a non farsi terrorizzare. Ci rendiamo conto del pericolo, ma pensiamo che bisogna continuare normalmente. Siamo veramente messi piuttosto male, dobbiamo stare attenti a come ci si muove, però se le forze dell'ordine sono allertate, voglio dire, dobbiamo anche avere quella fiducia lì. Vergogna, anche io non ho dormito, tutte notte io non ho dormito. Paura adesso comunque? È paura io.